benvenuti e bentornati sul mio canale, qui su Gabla. Siamo qui con un nuovo video, un nuovo contenuto, una nuova serie forse. Sono qui a commentarvi e raccontarvi tutto ciò che ho visto all'interno di una nuova serie, All or Nothing Juventus. Ma prima di partire col video vi chiedo di lasciare tanti bei like di supporto, un'iscrizione al canale che è sempre gratuita, e lasciate un commento, uno scritto se l'avete visto o non l'avete vista la serie sulla Juventus. Chi l'ha vista fatemi sapere cosa ne pensate. Ma adesso andiamo dentro col mio commento. Allora ragazzi, con questo contenuto voglio anche lanciare un bel messaggio. Dobbiamo essere più aperti. Sono un tifoso del Napoli, non c'è scritto da nessuna parte che non possa vedere la serie di un'altra squadra, che non possa commentarla, e che voi utenti e iscritti al mio canale non possiate vedere un contenuto di un tifoso napoletano che commenta un qualcosa di qualsiasi altra squadra. Quindi siamo più aperti, acculturiamoci e scopriamo tante belle cose di questo sport. Io in primis sono amante, tanto appassionato di questo sport, ed è stato questo il motivo principale per cui ho guardato questa serie ed oggi mi dico soddisfatto di averlo fatto, molto contento perché ho aggiunto cultura al mio bagaglio, seppur minimo, per quanto riguarda il calcio, e vi devo dire che è una serie bellissima che mi ha aperto dei mondi inesplorati, sconosciuti a me, perché sono un tifoso, perché non ho mai attraversato le porte di uno spogliatoio, e questa serie mi ha permesso di entrare all'interno del mondo vero e proprio di una squadra di calcio, non solo dei calci guardare sia a destra a sinistra. Ho scoperto tanti personaggi, uno su tutti è Cristiano Ronaldo, il personaggio unico nel suo genere, una persona fuori dal comune, una persona che si è dimostrata all'interno della serie tanto fragile in alcune parti, soprattutto quelle relative alla Champions, una competizione che lui ha sempre giocato e alla quale ha dato tutto se stesso. Alcune scene in cui ci ha fatto vedere la sua umiltà, mi riferisco a quelle con Pinsoglio, dove il portiere ha regalato una maglia simbolica con un suo hashtag ed un emoji particolare. Io tramite questa serie ho rivalutato in maniera del tutto positiva Cristiano Ronaldo. Ecco, arrivato a questo punto vi chiedo se per voi è superiore Messi o Ronaldo, e fatemi sapere nei commenti perché ritenete Messi superiore a Ronaldo o viceversa. Ecco, io a questa domanda ho sempre risposto Messi e lo faccio tuttora, anche se in questo caso ho scoperto veramente un grande personaggio. Ho sempre preferito Messi a Ronaldo perché ho inteso Messi sempre come quel talento cristallino e puro nato dalla strada e che non si è dovuto costruire in nessun modo. E d'altra parte invece ho sempre ritenuto Ronaldo come quel fenomeno che pian piano negli anni ha limato il suo essere fenomeno con tanti allenamenti e tanto lavoro. È vero che lui anche all'interno della serie si vede ha proprio una passione maniacale per il suo corpo, per il suo fisico e per se stesso. Sempre nella serie afferma di essere lui il suo dottore, lui il suo nutrizionista, lui il suo medico, lui è il suo tutto. Ho scoperto anche tante altre persone come i senatori di questo gruppo, Buffon, Chiellini, Bonucci. Ho visto in Bonucci soprattutto l'essere leader, l'essere padrone di un gruppo, di una squadra, di un collettivo, l'essere innamorato alla follia di quei colori, nonostante poi, come si vedrà anche all'interno della serie, ma noi questo lo conosciamo, è passato al Milan. Tra le varie scene c'è una scena che mi fa ancora male riguardare, quella della finale di Supercoppa che ha visto poi la Juve di Pirlo esultare a discapito del Napoli. Tra le cose che ho davvero amato e adorato di questa serie è il fatto di aver portato il tifoso, qualsiasi tifoso del mondo, all'interno di uno spogliatoio, di averci fatto capire una volta e per tutte cosa si dicessero tra calciatori, tra manager, tra allenatore e calciatore. Poi ci sono alcune parti che sicuramente sono state tolte perché è giusto che alcune cose di spogliatoio restino nello spogliatoio, però è curiosa come cosa. Ecco, io in quella situazione avrei voluto che le telecamere appunto andassero ad indugiare all'interno dello spogliatoio del Napoli per sapere invece Gattuso cosa avesse detto ai nostri calciatori. Ecco, noi che siamo sempre stati abituati a ragionare sui 90 minuti, tutto al più tempi supplementari, sui rigori, scoprire cosa c'è dietro invece ogni giorno di allenamento ci fa strano. Ecco, io tramite questa serie ho scoperto anche altri passaggi. Ad esempio, prima di ogni conferenza ho visto che l'addetto stampa ufficiale della squadra insieme ad altri direttori si radunassero con l'allenatore, in questo caso con Pirlo, per anticipargli ciò che avrebbero potuto chiedere i giornalisti all'interno della conferenza stampa. L'altra cosa che invece sono venuto a scoprire è l'attenzione che viene data da parte della società per quanto riguarda le campagne pubblicitarie. Raga, aggiungo queste clip perché ci tengo veramente per completezza a darvi quante più informazioni possibili. È davvero molto
molto bello e significativo, soprattutto il discorso che viene fatto all'interno del 7° episodio tra Pirlo e Buffon. I due sono seduti al tavolo e mentre mangiano si interrogano su come il calcio sia completamente cambiato. Buffon viene da altri tempi, lo stesso anche Pirlo. Oggi il calcio è diventato apparire e non più essere calciatore nel vero senso della parola. Pirlo nell'occasione si dice molto infastidito dall'utilizzo spropositato di alcuni giovani calciatori del telefono. Buffon lo accompagna dicendo che oggi è molto più importante utilizzare i social, i telefoni, fare follower su Instagram piuttosto che pensare a giocare e farlo bene. E a riprova del fatto che il calcio sia completamente cambiato e che i tempi, soprattutto nel mondo del digitale, stiano avanzando così tanto, viene raccontato come avviene la connessione tra tifoso e squadra tramite un elemento che conosco molto bene, ossia la piattaforma viola. Veramente molto molto bello e interessante. Interessantissime sono anche alcune inquadrature durante la stessa partita dei volti dei calciatori che noi da casa non abbiamo mai notato, non ci hanno mai fatto vedere. C'è gioia, c'è dolore, c'è sofferenza, c'è di tutto in questa serie. Allora ragazzi, è stata una serie che veramente consiglio. Non sono stato pagato per dirvi queste parole, sono soltanto un semplice tifoso che, amante di questo sport, che è il calcio, vi sta consigliando di guardare un qualcosa. Io per primo guarderò All or Nothing, Tottenham e Manchester City. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci becchiamo alla prossima. Ciao a you!